Veneto 1 con voi. Focus Attualità. E ben ritrovati a Veneto 1 con voi sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali social. Oggi parliamo di volontariato, in particolar modo di Università del Volontariato. E lo facciamo con le nostre due ospiti. Allora sono Alessia Crespan, referente Univol di Volontari Insieme, Centro Servizi Volontariato di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. E Stefania De Pellegrin, corsista della quinta classe di Univol. Buongiorno. Allora Alessia, che cos'è l'Università del Volontariato e come funziona? Università del Volontariato è un percorso di alta formazione promosso appunto da Volontari Insieme CSV Treviso insieme ad Università Ca' Foscari e Campus Ca' Foscari Treviso. È un progetto di alta formazione dedicato e pensato per sostenere e qualificare l'attività del volontariato. È un percorso aperto a non solo a volontari ma anche a studenti universitari e a cittadini interessati alla partecipazione attiva che vogliono in questo modo approcciare il mondo del terzo settore. È un percorso che dura un anno accademico e ha anche diverse sfaccettature, cioè un percorso pensato per plasmarsi intorno ai bisogni e alle disponibilità anche di tempo di chi si avvicina a questo percorso. Può fare un esempio di corsi o materie che vengono affrontate all'università? Questo percorso mira per l'appunto a fornire quella che è tutte le tematiche trasversali nell'ambito del volontariato, quindi non quelle che interessano alle singole associazioni quanto quel sostrato comune di cui tutte hanno bisogno, e si spazia dall'amministrazione alla fiscalità alla normativa, a tematiche molto vicine al volontariato inerenti alla relazione d'aiuto, piuttosto che tutta un'area inerente l'accoglienza e la cura dei volontari, di cui tutte le associazioni devono avere strumenti. Certo. Fino all'accompagnamento anche a tematiche molto legate all'evoluzione della società e all'attualità. Ci sono infatti 2 moduli di lezioni specialistiche per l'appunto dedicate a una in particolare all'impresa, alla finanza e all'innovazione sociale, quindi come per tracciare un po' le linee di quello che il volontariato del terzo settore dovrà essere da qui in avanti e non un po' per sognare insieme strade possibili di futuro, e invece un'area molto dedicata alla sostenibilità sociale e ambientale con tematiche quindi di grandissima attualità. È un corso di studio a pagamento? Assolutamente no. Diciamo che Università del Volontariato, che è un progetto che nasce in realtà, che è un'esportazione di una buona prassi che nasce a Milano e che per noi arriva adesso alla 6ª edizione, è un percorso offerto da Volontari Insieme, perché tra le attività istituzionali di un centro di servizio per il volontariato vi deve essere la formazione ai volontari. Noi abbiamo deciso insieme ad altri CSV d'Italia di farlo in questo modo, in un modo strutturato e che lavorasse in stretta sinergia anche con chi si occupa di crescita culturale e innovazione in un territorio, ovvero con le università. Quanti sono gli studenti che hanno affrontato questo percorso in questi anni? Allora, qui c'è una prima distinzione da fare, nel senso che, come dicevo, Univol è un percorso che permette strade diverse a seconda di quelli che sono gli interessi delle persone che si avvicinano al nostro progetto. Può essere scelto un percorso strutturato che è destinato ogni anno ad una classe ristretta di corsisti veri e propri che affrontano un percorso che prevede moduli obbligatori riservati appunto alla classe, delle lezioni specialistiche, almeno 10 ore di lezioni specialistiche a scelta tra le oltre 200 ore di lezione offerte, uno stage di volontariato attivo in un'associazione diversa da quella di appartenenza nel caso di volontari attivi, proprio per stimolare lo scambio di buone prassi tra associazioni,
e poi un lavoro di restituzione anche personale. Quindi in questo contesto di classe strutturata abbiamo avuto circa 30 corsisti all'anno, e quindi a questo punto sono oltre 150 i corsisti che sono arrivati all'attestazione finale del percorso. L'altro viso di questo progetto invece premette la libera frequenza, quindi anche in questo caso supportiamo comunque percorsi personalizzati con la costruzione di piani di studio sulla base di quelli che sono gli interessi dei singoli corsisti, però non c'è una struttura di base da rispettare. Uno può scegliere se frequentare da 1 a 45 lezioni in un anno, a seconda di quelli che sono appunto i propri obiettivi personali. All'interno di questa seconda faccia oggi siamo a oltre 2000 persone che hanno... Ottimo, tantissime. Stefania, Sì. qual è stata la tua esperienza? Come ti sei trovata? Cosa ti ha spinto a frequentare questa università? Allora, io appunto sono una volontaria attiva di una parrocchia del centro storico di Treviso, e l'input mi è stato dato all'interno appunto della mia realtà. Io sono molto motivata al volontariato, e mi hanno fatto conoscere questa università del volontariato. È stata una esperienza bellissima di accrescimento, e quello che mi ha spinto è proprio la volontà anche di interfacciarmi con altre realtà, perché a volte il rischio può essere un po' l'isolamento all'interno della propria associazione. Invece così ho proprio capito come fare rete, come confrontare, come arricchirmi e come anche dare input anche a persone di altre associazioni. Quindi è stata sicuramente una grande esperienza di accrescimento personale. Puoi fare un esempio di materia o di argomento che ti ha interessato particolarmente? Certo, io sin dall'inizio sono stata attratta dall'ambito dell'evoluzione, della motivazione, della crescita personale, e Univolle opera appunto con la partnership anche dell'Università di Ca' Foscari, e io mi sono relazionata con una docente di Ca' Foscari che si occupa di differenze di genere, e quindi io ho approfondito molto questo aspetto delle differenze di genere. Ho fatto poi anche lo stage in associazioni, in centri antiviolenza e in case di aiuto per uomini maltrattanti. Quindi sì, è assolutamente interessante, e mi ha aperto nuove prospettive sicuramente. Alessia, per dare informazioni un po' più concrete, ci sono limiti di età, ci sono volontari che sono anche lavoratori, per cui hanno problemi di orari a frequentare le lezioni? Allora, diciamo che noi lavoriamo da sempre con i volontari. Buona parte dei volontari sono impegnati in attività lavorativa, quindi il percorso è pensato anche da questo punto di vista per essere aperto e fruibile dal volontario lavoratore o dal cittadino lavoratore. Quindi i corsi si tengono al campus Ca' Foscari Treviso, sempre le lezioni vengono fatte di pomeriggio, preferibilmente quindi nella seconda parte del pomeriggio, e preferibilmente di venerdì. Poi questo non è sempre possibile, a volte ci sono altri giorni infrasettimanali, però comunque si cerca di avvicinare assolutamente. E limiti di età? Limiti di età no, assolutamente. Cioè l'unico limite è quello, diciamo così, di accesso, quello di essere una persona che ha finito le superiori. Niente di più. Per il resto credo che questa sia una proprio delle particolarità e dei valori aggiunti di questo progetto, perché noi la classe la formiamo proprio eterogenea volutamente per età. La presenza degli studenti universitari, volontari o non volontari che siano, garantisce anche in questo senso la presenza di persone dai 19 anni in su. In su vuol dire che abbiamo avuto anche degli splendidi corsisti anche ottantenni, quindi la classe è mista 19-80. Quest'anno tra l'altro Univol si è arricchita di uno short master. Sì. Che cos'è? Allora, questa è una proposta formativa che abbiamo pensato proprio per calibrare un percorso appunto intensivo e mirato per membri di consigli direttivi e presidenti di associazioni che necessariamente hanno delle esigenze, un tipo di servizio anche molto diverso dagli altri, quindi hanno la necessità di essere supportati da un punto di vista di
gestione dei conflitti, conoscenza puntuale delle novità normative in termini giuridici e fiscali, che hanno la necessità di saper guardare oltre, e quindi gli iscritti al master condivideranno un modulo obbligatorio con la classe dei corsisti, quello dedicato proprio all'innovazione e alla teoria del cambiamento. Questo è un modulo che guarda proprio alla valutazione di impatto sociale dei progetti, perché una cosa che sappiamo del nostro mondo è che fa delle cose meravigliose, ma è molto meno bravo a raccontare quello che fa, sì, e a rendicontare quello che fa. E invece soprattutto negli importanti rapporti che le associazioni hanno sia con il mondo istituzionale, sia sempre di più in futuro anche con il mondo del privato per il reperimento di risorse, diventa fondamentale attrezzarsi e saper fare anche questa parte, non solo avere essere forti nell'analisi dei bisogni e nella risposta ai bisogni, ma anche nel saper raccontare puntualmente quello che si fa, sì, e il cambiamento che si genera sul territorio. Allora, invitiamo i nostri ascoltatori a iscriversi all'Università del Volontariato. C'è tempo fino al 30 settembre, è corretto? Per volontari e cittadini? Sì. E fino al 15 ottobre per gli studenti universitari? Sì, perché loro hanno la vacanza un po' più lunga e quindi hanno un tempo un po' più dilatato, sì. Ci sono dei posti riservati anche per volontari bellunesi? Sì, questa è una cosa che abbiamo tradizionalmente attivato, perché il CSV di Belluno è il nostro vicino di casa. Quest'anno questo diventa ancora più importante, perché comunque anche noi come Volontari Insieme CSV Treviso siamo in fase di cambiamento per gli effetti della riforma del terzo settore, e quello che andrà a costituirsi in un futuro non troppo lontano è un CSV unico Belluno-Treviso, e quindi abbiamo sempre avuto a cuore anche la condivisione di questo progetto con i nostri vicini di casa, ma adesso diventa anche un modo per costruire insieme il futuro del volontariato in queste nostre province insieme. Bene, grazie per essere state qui con noi. Grazie a voi. E grazie anche a voi per averci seguito sempre sui 97.500 di Radio Veneto 1. A presto. Veneto 1 con voi. Focus Attualità.